L'impasto della pizza è composto da pochi semplici ingredienti: farina, acqua, sale, lievito, olio. Però meno sono gli ingredienti di un piatto, più il piatto è semplice, più è importante che queste materie prime vengano scelte con cura e lavorate con competenza. A questo proposito siamo venuti oggi presso il Molino Milocco di Fiumicello, nostro fornitore, e siamo qui con Giacomo che oggi ci darà qualche indicazione su come scegliere le farine, così come dà indicazioni a noi quando dobbiamo scegliere le nostre materie prime. Chiedo quindi a Giacomo: che caratteristica deve avere una farina per poter fare una buona pizza? L'importante per fare un ottimo prodotto, un'ottima pizza, è scegliere una farina che abbia un W medio-alto. Questo per assicurarsi un ottimo assorbimento di acqua e la possibilità di lavorare con poco lievito per una maturazione e una lievitazione ottimali, e questo per assicurarci di avere un prodotto molto digeribile. Hai citato un termine particolare, il W. Che cosa si intende per W? Con W si intende un indice che mi aiuta a scegliere un tipo di farina adatto a un tipo di lavorazione oppure un altro. Con W elevato, un numero alto di W, sceglieremo delle farine per lunghe lievitazioni. All'incontrario, con W basso, per fare dei impasti più diretti oppure delle frolle, dei biscotti. La farina bianca è quella più nota come farina per pizza, però spesso ci vengono proposte opzioni diverse. Noi ad esempio usiamo un mix di farina bianca, multicereali e crusca. Chiederei quindi a Giacomo di farci una panoramica sulle principali tipologie di farine che possiamo utilizzare. Come potete vedere, ci sono tantissimi tipi di farine. Già nel grano tenero possiamo avere diversi tipi di farina che in base alla setacciatura possono essere di tipo integrale, che è quella che mantiene tutti i suoi elementi di germe e crusca, per poi passare in base appunto alla setacciatura alla tipo 2, alla tipo 1, alla tipo 0 e alla 00, per passare appunto alla 00, che è questa qua, che si vede che è molto più bianca perché è molto più setacciata. Proseguendo possiamo continuare con altri tipi di farina. Ad esempio abbiamo dei grani duri che sono riconoscibili per il colore. Questo ad esempio è una semola di grano duro che è molto più gialla ed è adatta appunto anche per essere addizionata per fare la pizza. Poi ci sono altri tipi di farina. Si possono avere dei grani antichi, del farro, e appunto dei grani antichi, che sono delle farine riscoperte da poco, che vengono addizionate per migliorare il gusto della farina e quindi degli impasti. Hai citato prima i grani antichi. Ti chiederei quindi ora di soffermarti su due prodotti in particolare, i grani antichi appunto e il nucleo, dandoci qualche indicazione di massima sulle loro caratteristiche principali. Come potete vedere, a un'ottima farina di base possiamo aggiungere, per avere un prodotto veramente particolare, dei grani antichi, che sono solitamente di grano duro e fanno un prodotto molto salutare e con profumi particolari, al quale possiamo aggiungere anche del germe, ossia dei nuclei con appunto il germe di grano, che è ricco di omega 3 e di cereali, per avere un prodotto, oltre che buono, anche molto salutare. Ci siamo soffermati su questi due ultimi prodotti perché sono quelli che avrete modo di assaggiare, sperimentare, confrontare durante le serate che terremo al Serenella nel mese di marzo ed aprile. Nel frattempo io ringrazio Giacomo del Molino Milocco che ci ha ospitato e gli auguro un buon lavoro. Grazie e grazie a voi.